Allora, ci colleghiamo ancora con il Veneto, troviamo un assessore provinciale, quello di Venezia, un amico, Giacomo Gasparotto, che saluto e lo lascio in buone mani, quelle di Rosario Padovano. Gasparotto, oltre che assessore, è anche sindaco di Gruaro. E lei, da sindaco, come commenta la situazione di Porto Gruaro? Beh, devo dire che si è risolta una situazione che non aveva storia, insomma, sono mesi che la città di Il commissariamento era scontato. Ormai la situazione era nell'aria ed è giusto che sia andata, che abbia avuto questo esito. Da adesso in poi cominciamo a parlare noi come centrodestra per una prossima squadra, per far sì che Porto Gruaro finalmente venga amministrata da un'amministrazione di centrodestra. E cominciamo a far chiarezza. Certo, c'è il commissario che per Porto Gruaro ovviamente è uno smacco. In ogni caso. Certamente un commissariamento di un'amministrazione non fa certamente bene, vuol dire che è una sconfitta della politica, però prendiamo atto di quello che è successo, la legge sappiamo che è sbagliata e adesso andiamo avanti. Senta, signor assessore, la provincia in qualche modo sta seguendo con attenzione la vicenda dell'ex caserma Castor. Su quella zona, tra l'altro, dovrebbero partire anche degli espropri per quanto riguarda la terza corsia della A4, è una questione delicata. Sì, la questione della caserma Castor è una questione molto delicata, fa parte anche del patrimonio, una delle iniziative che la passata amministrazione aveva fatto una deriva di intenti per acquisire quell'ambito, che sono circa 22 ettari di proprietà demaniale che lo Stato voleva mettere in vendita. L'amministrazione purtroppo Zoggia non ha predisposto nessuna posta a bilancio, se non un inserimento di 400.000 euro per 2010 finanziato con vendita delle azioni della SAVE, il che vuol dire in parole, per chi conosce queste cose, nessun soldo. Oggi il Demanio ha chiesto al comune di Telio Veneto, ovviamente che è l'ente titolare, di arrivare con una delibera di acquisizione di circa 750.000 euro, perché in caso contrario il bene sarebbe stato messo all'asta. Fortunatamente l'amministrazione comunale di Telio Veneto è intervenuta, so che qualche giorno fa è andata in consiglio comunale e ha definito i soldi. Certo, per noi è una sconfitta della provincia, perché aveva l'occasione di acquisire un ambito notevole, di aumentare il patrimonio soprattutto del Veneto orientale che non ne ha, con 22 ettari di patrimonio ambientale, certo, che poi poteva tranquillamente recuperare con la vendita delle aree per la terza corsia, quindi recuperare i soldi lì e poi con gli hangar utilizzarli eventualmente per i cantieri che ci saranno per la terza corsia. Un'operazione a 0 lire che purtroppo abbiamo perso un'occasione importante soprattutto per il Veneto. Ringraziamo dunque Giacomo Gasparotto, la linea alla redazione centrale. Grazie anche da parte mia.